Questa torta è nata per sbaglio perché chi l'ha preparata si è dimenticato un ingrediente importantissimo, ma non ha fatto uno sbaglio, ha fatto una cosa più buona del mondo. 200 g di cacao amaro e 100 g di burro che facciamo sciogliere nel microonde oppure a bagnomaria. 5 uova e le separiamo gli albumi dai tuorli e adesso iniziamo a montare gli albumi a neve. Il cioccolato e il burro, guardate, si sono sciolti e li teniamo da parte. Ai 5 tuorli uniamo 100 g di zucchero bianco e 100 g di zucchero di canna. Potete usare anche tutto zucchero bianco se volete. Date i tuorli d'uovo e lo zucchero. I tuorli d'uovo e lo zucchero uniamo il cioccolato che abbiamo sciolto e il burro. 50 g di amido di mais, qualche goccia di vanillina, il mixer, 200 g di mandorle, unisco le mandorle a tutto il mesca francesco di cioccolato, uova e tutto il resto appresso. Aggiungo gli albumi montati a neve. Piano piano amalgamo tutti gli ingredienti insieme. Una tortiera da 20 cm, foderata di carta da forno e ci mettete il mesca francesca. In forno preriscaldato a 170 gradi per 40-45 minuti. Ogni tanto vi andrà da occhio. Qua ragazzi è pronta. Assaggiamo. Se la fate anche voi, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti.